Buongiorno a tutti. Innanzitutto un grazie non formale al Presidente, all'intera Italia dei Valori e in modo particolare al Dipartimento Lavoro che in questi mesi ha accolto le nostre istanze con sensibilità e competenza. Io vi parlo a nome di ESMOL, il gruppo delle donne, come dice l'acronimo, esodate, mobilitate e licenziate, che si è costituito per denunciare l'iniqua e purtroppo non conosciuta penalizzazione di genere prodotta dalla riforma pensionistica Fornero, della quale sono vittime le donne. È accaduto questo: la riforma, equiparando l'età pensionabile per le donne e per gli uomini, non ha però gestito la transizione e quindi ha trattato le lavoratrici che non sono più occupate perché sono state espulse già dal mercato del lavoro ed erano prossime al conseguimento della pensione, al pari di quelle che ancora sono occupate e quindi dovranno sicuramente modificare il proprio progetto di vita, ma continuano ad avere un lavoro. Noi invece siamo fuori dal mercato. In base alla vecchia normativa, nel giro di qualche anno, 1 o 2, avremmo conseguito la pensione. Ora rimarremo senza stipendio e senza pensione anche per 8, 9 e 10 anni. Questo è uno scandalo del quale non si parla. È una situazione gravissima ai danni delle donne. Perché si è determinato questo? Con ogni evidenza perché le aziende piccole e medie in crisi licenziano prima le madri di famiglia se devono conservare il posto ai padri di famiglia e perché le grandi aziende, che in crisi non sono, nelle loro politiche di gestione del personale emarginano con sempre maggiore frequenza le donne arrivate al culmine o al termine della propria carriera professionale, indipendentemente dalle esperienze e dalle competenze acquisite. Quindi queste donne che hanno costruito la propria identità a partire dal valore costituzionale del lavoro, che hanno scelto il lavoro con passione e con fatica, perché hanno dovuto coniugare l'impegno professionale con l'impegno familiare, con le funzioni di cura che continuano ad essere demandate alle donne, le funzioni di cura nei confronti di chi non è ancora autonomo, l'infanzia, e di chi non è più autonomo, l'età tarda della vita. Queste donne si trovano ora a dover dipendere, si trovano respinte in una situazione di subalternità. Come si vive 7, 8, 9 anni senza nessun reddito? Questo significa annullare i risultati di 50 anni di lotta delle donne in questo Paese per lavorare con fatica, per conquistare posizioni con maggiore difficoltà di quella incontrata dagli uomini, spesso essendo meno pagate degli uomini, avendo un doppio lavoro, professionale all'esterno, domestico all'interno. È una forma di violenza delle istituzioni sulle donne. Va molto di moda parlare di violenza sulle donne, ponendo giustamente l'accento sulla violenza fisica, ma anche questa è violenza sulla persona, perché significa annullare il percorso professionale, di vita, di emancipazione che le persone hanno compiuto. Di questo, come dicevo all'inizio, non si trova traccia, non si parla, anche l'informazione, anche i mezzi di comunicazione glissano su questo problema, parlano in modo generale di esodati, non parlano né di donne né di quella fascia di donne in questo momento penalizzate che sono in modo anche più particolare le donne licenziate che hanno subito iniziative unilaterali del proprio datore di lavoro. E del resto, cosa è stato fatto per queste donne? Una ministra del lavoro donna,
una sottosegretaria alle pari opportunità donna, cui noi ci siamo in più occasioni rivolte per essere interlocutrici critiche, non per chiedere semplicemente il riconoscimento di un diritto che pure esiste, non ci hanno minimamente dato udienza. Il governo Monti non solo non ha fatto nulla per le donne, ma ha fatto qualcosa contro le donne. Riteniamo che questo sia assolutamente grave, perché fa seguito a un ventennio berlusconiano nel corso del quale sia l'immagine della donna, sia il suo ruolo, sia le conquiste di decenni in questo paese sono stati appiattiti, annullati in immagini di copertina, in immagini di celluloide. Ebbene, ci si aspettava che un governo più distante da certi meccanismi, un governo di persone presentabili, un governo con competenze tecniche e non con competenze di spettacolo o di avanspettacolo, potesse in qualche modo dare risposte significative. Nulla è stato fatto in questo senso. Quali decisioni sono state prese? Per esempio di sgravi fiscali per aziende che avessero voluto assumere donne prima prossime all'età pensionabile e adesso lontanissime da questo traguardo? Nessuna. Eppure in altri paesi dell'Europa, noi facciamo riferimento all'Europa, abbiamo tutti una consapevolezza, una coscienza, una tensione di tipo europeo. In altri paesi dell'Europa donne prossime ai 60 anni vengono assunte volentieri dalle aziende, non perché lì le aziende sono buone e qui sono cattive, ma perché una donna portatrice di esperienze, di competenze e meno conflittuale, avendo già raggiunto i propri traguardi di carriera o essendo destinata a non raggiungerli più in una certa fascia di età, può essere sicuramente un apporto vantaggioso per le aziende. Quindi, a conclusione di questo discorso, cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo innanzitutto da Italia dei Valori un forte impegno per risolvere il problema di tutti coloro, uomini e donne, che non sono salvaguardati a causa di una riforma fatta con incompetenza, con protervia. E poi ci aspettiamo che l'attenzione torni alle persone, ai loro bisogni e ai loro problemi. Io credo che in questo anno alcuni temi molto rilevanti, come la presentabilità internazionale, la situazione economica, lo spread, siano stati usati in modo del tutto strumentale, consentitemi di dire in modo ideologico. Voglio proprio utilizzare il termine marxiano nel suo duplice significato di necessità e falsa coscienza. Con questo pretesto sono state fatte passare iniziative che ledono una serie di diritti e fanno sentire alcune fasce meno cittadini di altri. E nel momento nel quale questo accade, nel momento in cui alcune fasce vengono abbandonati i giovani, vengono abbandonate le donne, allora vuol dire che la democrazia diventa un po' meno partecipativa, si avvia ad essere democrazia autoritaria. Noi chiediamo a Italia dei Valori di incidere in modo significativo in questo senso. Abbiamo fiducia nell'attività di Italia dei Valori, ma vi diciamo che le donne misureranno i risultati, non si accontenteranno di parole, di consensi formali, misureranno appunto la coerenza tra quanto viene detto e quanto viene fatto, avendo fiducia, perché sappiamo che Italia dei Valori non è stata tra coloro che hanno dato consenso a una riforma scellerata, magari immaginando che potesse esserci successivamente un accordo fra gentiluomini, laddove in questo Paese di gentiluomini in verità non vediamo proprio l'ombra. Grazie.